Amici bellini, che brutta Italia che sto vedendo. Mancano 5 minuti, lo registriamo adesso perché tanto niente succederà in questi 5 minuti finali più recupero. Tanta confusione, salvo pochissima gente. Ne parliamo con calma, parliamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, prima di tutto, ma veramente prima di tutto, benvenuto Swag, perché benvenuti tutti i nuovi arrivati, iscrivetevi al canale, parliamo di Napoli principalmente, che si sappia, Valerio Fluido da New York, si parla di Napoli, ma ogni tanto la dobbiamo pure guardare la nazionale, Forza Napoli, cioè, sempre Forza Napoli, però noi guardiamo questa nazionale a cui sembra che manchi la magia, manca la cazzimma, manca la precisione nei passaggi. Quando vedo che Chiesa se ne va in serpentina e viene messo giù, ma non c'è nulla. No, c'è il fallo. Sì, c'è il fallo. Ma comunque, anche se adesso la vinciamo e la vinciamo in diretta e diventiamo virali, ragazzi, male proprio, io salvo giusto la prestazione di Barella, magari Donnarumma poco insomma, impegnato, però Insigne che si è dannato l'anima, ha avuto delle occasioni, è stato anche pericolosissimo, però gli è mancata proprio la lucidità nel momento finale del tiro. Insomma, Insigne non è una prima punta, lo sappiamo, e si può adattare. Io questo video lo faccio per Spalletti, vedi bene, perché Mancini è andato in grossa confusione, li ha provati tutti, facciamo i falso nuovi a caso, perché poi io mi aspettavo anche di vederlo Zaniolo, sono molto interessato a vedere l'esplosione di sto ragazzo, e prima lo metti a destra e poi lo metti di nuovo al centro e poi Insigne la tira direttamente sul portiere, e poi sposti Chiesa falso 9 e poi rimetti Insigne falso 9, risposti Zaniolo, e Di Lorenzo errore grave all'inizio, perché noi dicevamo Florenzi con la Bulgaria ha giocato male, metti Di Lorenzo, maluccio anche oggi, e Bonucci errori di impostazione, una continuazione. Non parliamo di Giorgi, non parliamo di Patrizia, non parliamo di Jorginho che il saltello ormai te lo sono imparato, devi avere il piano B pronto, perché il portiere che è un grandissimo portiere, Sommer se lo merita, Sommer, e praticamente ti ha studiato, è rimasto in piedi, e che fai? Gliela tiri addosso. Quindi quello che esce fuori da questa partita, che continua ad andare, che non è finita, è Zaccaria, che era proprio secondo me il centrocampista da prendere. Entra nel secondo tempo sto ragazzo con il numero 6, si è bevuto Jorginho un paio di volte, è andato al tiro 3 volte, da solo a centrocampo, fa spessore, fa qualità, fa quantità, mamma mia, e adesso ripartono pure, guarda là, mamma mia, la Svizzera, una svizzerotta, la famosa svizzerotta, un Mancini nervosissimo. Mi sono dimenticato di dire che domani, io poi le cose dello youtuber le devo dire prima perché poi la gente non arriva, domani ci vediamo Napoli-Benevento, quindi sappiatelo, iscrivetevi al canale in qualche modo, cerco anche di farvi una sorpresa domani in live, vediamo un pochino, perché dobbiamo analizzare le nostre riserve, perché tutti questi giocatori nazionali che stanno a perdere tempo, devono qualificarsi, lo sappiamo, però insomma era meglio farli riposare un pochino. Questi buttano attenzione Donnarumma, questi devono buttare il sangue, e comunque quando poi ti impegni e non arrivano i risultati è peggio anche psicologicamente, perché ti deprimi un pochino. Male Jorginho, male Locatelli, male Immobile, proprio in nazionale non riesce proprio a essere decisivo. Berardi, il gol che si è mangiato Berardi, mamma mia veramente. Insigne, devo dire la verità, insomma, un tiro a giro bello, un'azione bella, finito fuori, poi ci prova anche sul calcio di punizione, un paio di volte prova il tiro ma viene anticipato, quando finisce prima punta ha avuto anche un'occasione importante, si è girato il controllo, che è sempre il suo pezzo forte, gli riesce bene, poi si gira, tira col sinistro e Sommer fa un'altra grande parata. Mazzo non ce n'è, ragazzi, né con il Napoli né con l'Italia, sicuramente, perché comunque noi abbiamo cercato di fare la partita, però un po' troppo tiki-taki, tocchi-tacco-tucco-tacchi, questo Mancini oggi un po' non, secondo me non ci ha capito molto, e un po' perché quando poi alterni tutti i falsi 9, adesso è entrato Raspadori, ma veramente non ho visto il piano B quando la squadra, e questa, la Svizzera non si è nemmeno chiusa come si era chiusa la Bulgaria, diciamoci la verità.
sono stati lì a fare anche i loro contropiedi e ci hanno messo anche un po' di apprensione delle volte, e mancavano tanti dei loro, Embolo che è fortissimo, Xhaka, lo stesso Shaqiri. È una squadra così e così, che ci mette in difficoltà, che ci blocca, che ci mette anche in pericolo. L'Italia di Mancini ci deve spiegare Svizzera-Italia. Ritorniamo sempre alla solita battuta per ricordare a tutti noi che il calcio è così, che non sempre quelli più forti riescono a vincere, che esistono le Cenerentole che ti mettono in difficoltà, esistono le partite stregate, esistono dei giocatori che sono forti, su cui tu punti tutto. Attenzione, Bonucci che va a vuoto, arriva il cross di questo qua, attenzione sul secondo palo, sembra il fatto del secondo palo con Di Lorenzo, insistono e non riescono a tirare, il sempre sul secondo palo con Di Lorenzo, che non sa se si deve prendere uno al centro o no. La Svizzera insiste. Insomma, per chiudere il discorso, non è detto. Allora tu dici, noi puntiamo forte, i nostri punti di forza sono Di Lorenzo, Insigne e Osimhen, e abbiamo visto un Osimhen così e così veramente in nazionale, Insigne così e così, Di Lorenzo che mo questo mamma mia quanti pericoli Di Lorenzo. Allora noi, se puntiamo se questi sono i punti nostri, perché io analizzo sempre le altre squadre, ma sempre anche in ottica Napoli, signori miei, è tosta, è tosta, perché tu ti aspetti che magari a questi devi avere la prestazione sempre, e mica ce la puoi avere sempre, e mica quelli stanno sempre al 100% della forma, e mica la freddezza di Jorginho avviene sempre, ed è uno di quelli che di solito è glaciale, e invece viene meno. Di Lorenzo sempre attente e può venir meno, Insigne che magari il tiro a giro non lo ingarra quella giornata, e come faci? Servono, quando succede così, le riserve forti, perché quando poi hai la riserva il titolare resta sempre bello in tensione, la riserva magari entra e ti risolve la partita, oppure ti dà quelle idee, il piano B, ecco il piano B, perché attenzione ad avere solo il piano A, perché poi va a finire che il piano A non funziona e va in grossa difficoltà. E queste sono le riflessioni che dobbiamo fare quando manca un minuto, e a questo punto ce la vediamo praticamente insieme. Io non posso mettere adesso le cose, ma avanza Zaniolo che proprio non riesce ad essere incisivo in questa partita. Mi aspetto molto da questo ragazzo, quasi alla Vlahovic, sembra pure un po', perché è grosso fisicamente ma ha tecnica, e va proprio lui dalla bandierina in questo finalissimo dove mancano 40 secondi, sommerse, attenzione, sommerso, no, il calcio d'angolo non va a buon fine. Signori, qua l'Italia stecca 2 consecutivi, ce ne sarà un'altra e ci dobbiamo stancare ancora di più. Sarebbe il caso, Mancini, ascolta il mio consiglio, tu sei uno di quelli, Mancini, che è venuto, ha messo il like spesso sul canale, ascoltava le cose così, va bene tutto, non mi permetto di parlare né del modulo, lo conosciamo, il modulo 4-3-3, però con il terzino destro bloccato, con Emerson che avanza più. Lo stesso Emerson, ragazzi, sì, ma anche no, capisci? Cioè, nessuno di questi giocatori ha fatto proprio la differenza. Allora Mancini, ascoltami bene, metti in panchina Insigne, fammelo riposare, metti in panchina anche Di Lorenzo, vediamo Toloi, vediamo Calabria per esempio. Toloi già ha giocato, Florenzi ha giocato, vediamo Calabria a destra, sarebbe importante utilizzarlo nella prossima partita. Fai riposare Di Lorenzo, sfrutta moltissimo Chiesa, sfrutta molto Chiesa, metti Bonucci, Chiellin, tutti quanti in campo, tutto il gruppo Juve, e finisce la partita con i miei consigli verso Mancini. Signori miei, da New York, Valerio Fluido è tutto. È un'Italia deludente, un Mancini così arrabbiato non si era mai visto, però è anche colpa sua, si deve prendere le sue responsabilità per non aver saputo cambiare volto a questa squadra, e un pochino di confusione nei cambi, perché quale falso 9 volevi mettere? Prima quello, poi quell'altro, poi c'era Spadori, poi c'è quell'altro, e poi Insigne, e poi Immobile non ti convince, Pelotti a Rossà, e quindi tutta una serie di discorsi che anche il tecnico, che si è preso tanti complimenti per la vittoria dell'Europeo, adesso deve prendersi le sue responsabilità. Assolutamente, si deve far meglio, si può far meglio. Forza Napoli sempre, ci vediamo domani per il Benevento, sotto hashtag Mancini. Mancini la palla non entra, la famosa palla di Mancini. Vai. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Già ci sei arrivato. No, già ci sei arrivato. Sopra la cosa così, Ci poi sei arrivato cliccate sulla già. campanella.
poi vi iscrivete al canale Telegram, Sì, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe. Quante cose. tutte le cose belline. Mi fai il Io mo non caffè? mi ricordo come mi chiamo.